Ci risiamo con lo sciopero dei netturbini del lato Gesa Agrigento. Gli operatori ecologici delle diverse ditte agrigentine questa mattina si sono radunati davanti il municipio per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Ci siamo fermati abusivamente perché non abbiamo avuto notizie da nessun ente preposto. Siamo arrivati agli estremi, avanziamo quasi 3 mesi di stipendio, è una storia che comunque purtroppo dura da più di 3-4 anni, quindi è diventata una cosa sostenibile, forse è meglio non lavorare che andare a lavorare senza percepire stipendio. Comunque stamattina abbiamo parlato col Presidente D'Orsi, il quale ci ha rassicurato che domani convocherà i 19 sindaci dei comuni appartenenti alla Gesa 2 e vediamo di esporre il nostro problema, anche parlare con tutti i sindaci. Il sistema Ato Rifiuti effettivamente è crollato, ha fatto crollassare tutto il sistema, sta mandando giù pure i comuni, che è inutile che poi magari i comuni cercano di risparmiare tutte le parti per poi dover mandare soldi alla Gesa, che sinceramente non so fino a che punto che cosa ci sta a fare ancora in piedi. Quale potrebbe essere una soluzione definitiva a questo problema? Questo sinceramente direi semplicemente per noi lavoratori sarebbe molto più facile passare direttamente sotto i comuni. Vi asterrete dal lavoro fino a quando? Fino a quando non ci mettiamo d'accordo con i stipendi. Non solo quelli passati, in più il futuro, che ogni mese devono almeno regolarizzare i stipendi perché non si può più. Gli addetti alla raccolta dei rifiuti quindi incroceranno le braccia fino a quando non saranno pagati. Ed ecco le prime conseguenze dello sciopero dei netturbini, che da 3 mesi non ne percepiscono lo stipendio. I cassonetti sono già stracolmi di spazzatura. La situazione si aggraverà nelle prossime ore e domani molte vie e quartieri di Agrigento, c'è da scommettere, si sveglieranno stracolmi di spazzatura. Le strade saranno invase da cumuli di rifiuti e sacchi di immondizia. Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto ha incontrato i netturbini promettendo il massimo impegno per risolvere la vertenza. Il primo cittadino sembra avere le idee chiare per la soluzione definitiva del problema e accusa la regione siciliana di non voler aiutare i comuni in difficoltà economica. Prendiamo atto che vengono riformate dagli ATO all'SRR, si fanno sempre nuovi organismi mangiasoldi, non comprendendo che ci vuole solamente una legge di 2 righe. Vengono aboliti gli ATO, vengono abolite le SRR, che non sa che cosa siano, e ritorna il servizio ai comuni. Gli ATO dovevano servire a economizzare il servizio dei rifiuti. Il comune di Agrigento in questi anni ha versato più di 15 milioni di euro all'ATO e ne deve versare ancora, ma i soldi dove li prendiamo? Li scaviamo? E al sindaco Marco Zambuto replica l'assessore regionale ai servizi di pubblica utilità Giosuè Marino, che afferma: Zambuto ignora la disciplina comunitaria e nazionale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, come noto, non consente al singolo comune la gestione diretta del servizio. Intanto il liquidatore del lato Gesa Agrigento 2, Teresa Restivo, è impegnata a reperire soldi per il pagamento degli stipendi ai netturbini. Quali comuni hanno aderito all'attività di riscossione? In questo momento noi abbiamo fatto la lotta all'evasione per Agrigento, Siculiana, Cammarata e Realmonte. A giorni la inizieremo per altri comuni, tra questi Ioppolo, Racalmuto, Montallegro, altri comuni che ci hanno autorizzato a intraprendere questa lotta all'evasione.